Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Oggi parleremo di quelle persone che si illudono un po' troppo su cosa possono fare gli esoteristi o certi tipi di maghi. Ma prima di fare questo, il vostro Marietto Veneziano vi chiede di iscrivervi al canale di YouTube di Legare, al canale YouTube del vostro Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e Telegram, dove ormai lo sapete alle 20:30 ogni lunedì sera il Legare Marietto Veneziano coadiuvati da Milas tengono un percorso esoterico gratuito. Adesso abbiamo la news che praticamente il The Guard dopo l'incontro delle 20:30 alle 21:30 direttamente nel suo canale avrà le live sibille gratuite con risposte gratuite per chi è interessato ad averle. Bene, cari amici, se volete trovare i link sono sotto in descrizione ed eventualmente un super commento e un bel super like, il vostro Marietto è contento. Bene, parliamo un po' di questi personaggi che a un certo punto scoprono che esiste la magia, forse perché hanno preso tanti colpi nella vita e si rendono conto che sono alla frutta o sono vicino, come si suol dire, alla capitolarizzazione, insomma praticamente stanno per capitolare, no? E quindi a un certo punto tentano l'ultima carta e si presentano da un esoterista. Si presentano da un esoterista e il 90% dei esoteristi più o meno sono corretti, c'è sempre questo 10% che promette mari e monti, sebbene non abbia né le qualità né le capacità né le conoscenze e via dicendo, e quindi magari restano ingabbiati in illusioni. Poi c'è quel 90% che spiega bene esattamente come sono le cose, spiega anche i prezzi, perché chiaramente ogni esoterista ha un suo prezzo anche a livello di studio, di qualità animica, insomma, di marketing, insomma, ogni esoterista poi sulla piazza si posiziona come meglio crede a livello economico. Però l'importante è riuscire a capire che bisogna anche avere gli occhi aperti e capire che quando ci si presenta praticamente un esoterista, oltre al prezzo, oltre alla qualità del lavoro, bisogna capire che magari nella propria vita qualche errorino, qualche piccola pecca si è fatta. E quindi la prima cosa da fare è, dal mio punto di vista, farsi un bel lavaggio tramite un protocollo, una pulizia radiostesica molto approfondita, no? Che costa 100 euro, e questo è un primo passo di base. Questo deve essere fatto oltre che chiaramente al consulto, proprio per togliere via tutte quelle croste vibrazionali che sono state messe nel corpo. Poi bisogna anche a un certo punto cercare di costruire una strategia, a dipendenza di cosa uno vuole raggiungere, bisogna incominciare a pianificare una strategia che può durare parecchi anni. Cioè, se uno arriva a 50 anni, 60 anni, che praticamente è sull'orlo di un diruppo, non si può pretendere che in pochi mesi la cosa venga risolta con un chip e chop. Ci vuole proprio un lavoro profondo. Prima quindi si inizia con una strategia di pulizia profonda tramite un trattamento radionico, e poi dopo si passa a una strategia che può essere ad esempio un sigillo, un talismano o un amuleto, oppure si passa in sinergia con un sigillo e poi magari con un rito propiziatorio che, a dipendenza ad esempio se uno vuole cambiare lavoro, se vuole avere più lavoro, se vuole cambiare, trovare l'anima gemella, insomma tutte quelle cose che possono incominciare ad aiutare. Però dovete sempre tenere presente che i lavori sia in magia che in radionica hanno il suo tempo di evolversi, soprattutto se non si contattano geni bassi. Chiaramente se uno poi contatta geni bassi i risultati vengono subito, però c'è un prezzo da pagare importantissimo. E come diceva un bravissimo divulgatore esoterico, un certo Paladino, diceva che molti di quelli che sono su questo piano vibrazionale poi un giorno andranno nel basso astrale, saranno schiavi di maghi neri. Quindi state lontano da quelli che vi promettono miracoli al volo, perché effettivamente li fanno, però poi il prezzo alla distanza è altissimo, perché chiaramente sono dei contratti vibrazionali con negromanti e quindi alla fine il prezzo c'è a livello spirituale, non a livello materiale, sicuramente anche a livello materiale, chiaro questo. Bene, cari amici, detto questo, il vostro Marietto Veneziano vi consiglia allora, prima di tutto, di iniziare con una pulizia radiostesica molto profonda, il prezzo lo sapete è di 100 euro, anche perché dura più giorni la pulizia, per il semplice fatto che quando un radiestesista inizia a farlo, insomma,
ci vuole tempo e anche energie, perché è vero che dicono devi prendere la luce di qua, la luce di là, a destra, a sinistra, ma vi assicuro a vostro marietto che quando si fa una pulizia di qualsiasi persona, le energie che escono dal corpo del radiestesista sono importanti. Quindi di solito, ad esempio, il vostro marietto come minimo ci mette 2 giorni, proprio perché dopo 40 minuti che fa questa operazione è spossato. Poi chiaramente bisogna anche dalla parte del cliente una sua, come si dice, azione, e quindi prendere la melatonina radionica, fare il cerchio di fuoco, l'ovetto colorato, le praticamente meditazioni della stella di Davide e quant'altro, per il semplice fatto che anche lui deve incominciare a spurgarsi oltre alla pulizia radionica. Queste sono, diciamo, un menu fisso delle persone che si avvicinano per la prima volta e sono praticamente alla frutta. Chiaro che più uno arriva da un esoterista giovane e più chiaramente avrà molto probabilmente meno problemi a fare errori, o magari sarà protetto senza che se ne renda conto. Detto questo, cari amici, il vostro marietto coglie l'occasione di ringraziarmi di avermi seguito fino a qui. Vi chiedo, se non avete ancora fatto, di iscrivervi al canale di Legare Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!